Buon pomeriggio e bentornati al Venice in Question. Siamo ormai a metà del nostro percorso. Questa è la seconda giornata del seminario di ricerca sulla storia di Venezia. Vi ricordo che per commentare e per contribuire anche con domande o riflessioni e intervenire magari anche in camera durante questo seminario, potete lasciare un messaggio nella colonna sulla vostra destra su YouTube o anche su Facebook. Oppure se volete intervenire direttamente con noi in cam, potete scrivere una mail all'indirizzo in sovrimpressione che scorrerà durante tutta la durata di questo seminario. E allora non mi resta che introdurre e presentare l'ospite di quest'oggi. Si tratta di Marco Romio, recente, anzi recentissimo dottore di ricerca all'Università di Udine. Presentiamo oggi una ricerca ancora un'altra ricerca, ecco, sullo Stato d'Amar, lo Stato d'Amar di Venezia, e in particolare su Cattaro. Cattaro, comunità, area caldissima, comunità di confine, ma anzitutto farei magari spiegare e magari anche farci un po' vedere, chiederei a Marco innanzitutto dove si trova Cattaro, le bocche di Cattaro e magari anche un po' le relazioni che questa realtà aveva un po' con Venezia. Prego Marco. Buongiorno a tutti, anzi buonasera ormai. Intanto volevo ringraziare Daniele, la deputazione per l'opportunità. Cattaro, immagino che la maggior parte di voi sappia dove sia, è una piccola montenegrino che si trova sulla costa del Negro. Diciamo che Cattaro è il capoluogo là, in quel rettangolino, è il capoluogo di una, chiamiamola piccola regione geografica e storica, ovvero le Bocche di Cattaro, che sono una serie di insenature, impropriamente chiamate fiordi normalmente, ma in realtà sono rii perché sono formate da fiumi sotterranei, che a partire dal 1420 sostanzialmente ha fatto parte dello Stato veneziano fino alla sua caduta. Cattaro ha una fondazione abbastanza recente in realtà. Si pensa intorno al IX secolo, ma diventa una città di una certa rilevanza economica solo a partire dall'XI-XII secolo, quando diventa effettivamente un centro rilevante perché è il più importante sbocco al mare del nascente Regno di Serbia. Fino circa alla fine del 300, dal XI-XII secolo fino alla fine del 300, fino al 1380, Cattaro rimane sotto le varie compagini serbe. C'è un piccolo periodo sotto gli ungheresi, sotto il Regno di Bosnia, eccetera. Un piccolo periodo di semi-indipendenza e poi nel 1420 viene inglobata all'interno dello Stato veneziano d'Amar. Cattaro è un centro molto particolare perché intanto ha una conformazione, il territorio ha una conformazione veramente a livello istituzionale in epoca moderna veramente complessa. È molto limitato come territorio a livello di superficie, ma in seguito alla conquista del 1479 sia dell'Albania veneta propria, cioè diciamo della zona di Scutari, o meglio Albania veneziana come l'aveva chiamata giustamente Oliver Schmidt, e anche in seguito alla caduta del ducato, cosiddetto ducato di San Sava in Erzegovina, le bocche si trovano ad essere spaccate. Da una parte c'è Cattaro, il suo contado, che è un contado ristrettissimo, Perasto, che forse qualcuno conosce perché è, diciamo, forse la comunità più famosa per altri motivi delle Bocche, e a sud, anche se non fa parte delle Bocche, comunque è, diciamo, l'ultima rimanenza dell'Albania veneziana, ovvero Budva. Nel corso del Cinquecento la mia indagine si è sviluppata prevalentemente negli anni fra la guerra di Cipro e la guerra di Candia, cioè quei 70 anni di pace fra Impero Ottomano e Venezia. Le bocche sono sostanzialmente divise in due, se non in tre.
se consideriamo anche una piccolissima parte sotto controllo raguseo. La zona di Herceg-Novi di Castelnuovo è un'importante fortezza ottomana che è dipendente dal Sanciacato e poi a partire dal 1580 dal Pascialato di Bosnia, più o meno metà della superficie delle Bocche, il resto rimane in mano veneziana, anche se ovviamente la posizione è molto meno, come dire, molto meno comoda rispetto al passato, anche perché nel 1571 vengono perse diciamo, le altre due città molto importanti che attualmente fanno anch'esse parte del Montenegro, ma almeno per quella più meridionale sono città ancora adesso a maggioranza albanese, ovvero Dulcinio, Ulcin, e Antivari Bar. Bene, a differenza... Ma mi chiedevo, hai parlato della guerra di Cipro e anche quindi della nascita, o almeno ufficialmente, formalmente ovviamente, dell'Albania Veneta. Ecco, fu davvero un tornante questa guerra di Cipro? Allora, a livello istituzionale no, perché diciamo che non è che si crei l'Albania Veneta in seguito alla guerra di Cipro. Certo che l'idea di un'Albania senza Albania, sostanzialmente, perché l'Albania Veneta è questo, è chiaramente una forma di legittimazione da parte veneziana, soprattutto, ma anche, penso anche su spinta locale, per comunque una sorta di legittimazione a controllo dell'Albania. Dulcinio e Budva, poi Budva, sono importanti da controllare per Venezia perché, a differenza di Cattaro, Cattaro è considerata parte della Dalmazia, gli abitanti vengono normalmente chiamati dalmatini nelle fonti. Budva è considerata parte invece dell'Albania storica più o meno, anche se ovviamente abitata per lo più da slavofoni. Non è una cosa strana se si pensa per esempio alle lotte che ci furono nel corso del Seicento fra i Savoia e Venezia per i diritti sul Regno di Cipro, quando il Regno di Cipro nel Seicento era diciamo totalmente in mano ottomana. Sì, si può dire in un certo senso che la conformazione dell'Albania Veneta intesa come, diciamo, territorio a sé stante sia origine in seguito alla guerra di Cipro. Questo non vuol dire che non ci sarà in realtà la duplice provincia, come viene chiamata nel Settecento, poi è una costruzione settecentesca, diciamo, quando effettivamente ci sarà un provveditore straordinario fisso a partire dal 1684, anche a Cattaro. Quindi ci sono due provveditori a partire dalla fine del Seicento. Quindi sì, in un certo senso. Ma hai parlato di Cattaro, ecco, può essere interessante fare magari un piccolo excursus o un focus in realtà su questa realtà urbana, perché noi siamo poco abituati a conoscere le realtà urbane dall'altra parte, dall'altra sponda dell'Adriatico. Com'era la società di Cattaro nel tardo Cinquecento? Tu ti sei anche occupato di questo, mi pare. Allora, Cattaro in realtà non differisce moltissimo dal resto delle città dalmate. O meglio, ha una particolarità, a livello istituzionale è molto simile. C'è un consiglio nobile, il cosiddetto consiglio minore, perché è più piccolo, e diciamo il consiglio maggiore, in cui ci sono anche i rappresentanti del popolo o dei cittadini, perché a Cattaro, almeno per il Cinquecento, popolo e cittadini sono la stessa cosa. In altre città della Dalmazia invece c'è una differenziazione più ampia. A partire, diciamo, in realtà Cattaro, da un punto di vista numerico, è una realtà che è sempre stata piuttosto limitata, anche sono fattori in realtà che sono tipici della Dalmazia. La metropoli veneziana della Dalmazia è Zara, e Zara diciamo che aveva per tutta, diciamo, la dominazione veneziana una popolazione che poteva andare dai 6 agli 8.000 abitanti. Dubrovnik, Ragusa, che pure era una potenza economica di un certo rilievo, anche in ambito mediterraneo, mi viene da dire, non superava probabilmente i 10, massimo 15.000 abitanti. Quindi si parla sempre di realtà
piuttosto limitate da un punto di vista, diciamo, meramente numerico. Cattaro, per il periodo che ho preso in esame, ha probabilmente, fra cittadini popolari e nobili, si parla di 1500 abitanti di media. Possono variare dai 1000 ai 2000. All'apice, prima della guerra di Cipro, nella prima metà del 500, si parla di 4-5 mila persone massimo, e probabilmente la stessa cifra dobbiamo dare per il periodo serbo, che è il vero momento, diciamo, di potenza commerciale di Cattaro. Cattaro, per esempio, una cosa molto interessante: Cattaro ha una zecca, che è una cosa, un lascito, in realtà un privilegio, che è un lascito serbo che i veneziani mantengono, però ovviamente i metalli, o meglio le monete non valgono molto, sono i cosiddetti folleri, quindi sono ramini, sostanzialmente, se volevo usare un termine moderno. Cattaro ma rappresentano un punto di, come dire, una sorta... è un tipo di privilegio a cui i cattarini sono molto legati, anche assolutamente, assolutamente. Certo. Fa parte del bagaglio identitario. In un certo qual modo sì, in un certo qual modo, anche perché proprio mi riallaccio alle monete. Il simbolo della città, San Trifone, è un aggregatore fortissimo, non solo in realtà per, diciamo, la realtà cittadina di Cattaro, ma anche per il contado, ed è un aggregatore che, se vogliamo, supera l'aspetto confessionale cristiano in questo caso. Alle cerimonie per San Trifone è normale che, insomma, ci siano folle, e questo è un problema per i rettori, ci siano folle si parla di 3-4 mila persone che attraversano il confine, meglio, diciamo, si spostano in territori controllati dai turchi ottomani, per poi appunto partecipare, ortodossi ovviamente, o anche cattolici, per partecipare alle celebrazioni di San Trifone. Come dicevo, Cattaro è molto simile alle altre città della Dalmazia da questo punto di vista, rispetto all'organizzazione istituzionale, con una grossa differenza se paragonata ad esempio a Spalato. Cattaro ha una nobiltà amplissima. Su 1500 abitanti ci sono circa 240 nobili, che sono tantissimi. Questo vuol dire che a livello anche la nobiltà, essere nobili non implicava certamente una situazione di grande, come dire, benessere, però dalle testimonianze dei rettori, almeno fino alla fine del 500, sembra che, diciamo, la nobiltà cattarina se la passi meglio del resto della Dalmazia. Uno dei più importanti mercanti, diciamo, della Dalmazia a metà 500, che è anche peraltro l'autore di una proposta di cercare di portare i mercanti fiorentini a Cattaro nel 1542, che è Trifone Drago. Trifone Drago lo troviamo a Bari, a Trani, lo troviamo a Fiume, lo troviamo a Skopje. Insomma, la nobiltà cattarina ha come dire, un'influenza che va ben oltre, diciamo, le proprietà del contado, l'influenza interna, diciamo, alla città. Questo, per esempio, ma penso che ne parleremo dopo diffusamente, penso che verranno fuori più volte nelle domande. Questo è evidente, per esempio, se si parla della famiglia dei Bolizza, che forse è la cosa più nota della Cattaro 5-600esca. I Bolizza sono la più importante famiglia di Cattaro, mi viene da dire una delle più importanti di tutto lo Stato d'Amar, che a partire dal 1578 ottiene, diciamo, l'appalto delle poste da e per Costantinopoli, sia per mare che per terra. Questo cosa implica? Da una parte, ovviamente, la necessità per i Bolizza di garantirsi la sicurezza delle strade fino, diciamo, a ricongiungersi con le grandi strade ottomane, cioè, diciamo, fino alla fine del Montenegro sostanzialmente. E quindi cosa vuol dire? Che i Bolizza devono sostanzialmente creare una forma di clientela, forme di clientela e di relazioni, diciamo, anche di parentela spirituale, sia con i capi montenegrini ma anche con i sangiachi locali. Ne parleremo, penso, anche di questo dopo, ma non è infrequente trovare dei Bolizza
che sono fratelli di sangue, pobratimi, con diciamo autorità ottomane, e questo ovviamente facilitava enormemente, diciamo, l'espletamento dei compiti della famiglia, ovvero la sicurezza, diciamo, il fare in modo che la posta, i dispacci veneziani, ma anche dei mercanti turchi, ma anche in realtà della posta ufficiale turca da e per Venezia, arrivassero, diciamo, sani e salvi a Cattaro, da cui poi sarebbero andati via mare verso Venezia. Sì, questo. Ma mi veniva anche da... Volevo un po' riportare l'attenzione sulle bocche di Cattaro. Tu hai parlato, ovviamente, è un'area di confine e di tensione fra Venezia e l'impero ottomano, però tu parli anche di quest'area come un confine mediterraneo, proprio perché vediamo operare in questa regione che ci hai anche fatto vedere, ci hai mostrato essere apparentemente di stretta importanza, ma è un'area che in realtà permette anche ad altre potenze europee di intervenire con un certo peso, anche con un certo vigore. Come mai? E soprattutto quali potenze europee magari erano più interessate? Allora, c'è da dire che intanto una delle potenze europee è già presente sul territorio per forza di cose, ovvero, diciamo, la Chiesa Cattolica. Cattaro ha un vescovato antico che è sottoposto, almeno nel periodo, alla Chiesa di Ragusa, all'arcivescovato di Dubrovnik. Però ancora più importante e che però è in partibus infidelium, cioè al di fuori dei confini della Repubblica, è l'arcivescovato di Antivari, che è sostanzialmente il primate di Serbia, cioè è la più importante autorità religiosa cattolica nei territori dell'attuale Kosovo, Montenegro e Serbia meridionale, più o meno. Alla fine del Cinquecento, soprattutto papi, diciamo, interventisti come Clemente VIII Aldobrandini promuovono l'idea di una nuova Lega Santa contro il turco, e una Lega Santa che però, diciamo, doveva includere ovviamente la Spagna, che era un po' il garante su queste cose, ma anche potenze in un certo caso inedite, cioè la Moscovia, ad esempio. Non a caso, proprio in quegli anni, gli anni, diciamo, di massima attività della confraternita della scuola di San Gerolamo degli Illirici a Roma, dove si forma tutto diciamo, quegli agenti diciamo, della Chiesa Cattolica, che poi andranno, diciamo, a lavorare nelle zone, diciamo, della nostra Europa orientale, ma anche appunto in Albania e anche soprattutto, diciamo, nelle zone della Serbia e della Croazia occupata agli ottomani in quel momento. Diciamo che la quinta colonna, per usare un termine improprio, della Chiesa Cattolica in Albania sono le popolazioni cattoliche del nord dell'Albania, che paradossalmente si trovano in una situazione molto simile a quella, diciamo, delle comunità privilegiate dall'altra parte del confine, perché anche Venezia ovviamente ha i confini, ha delle comunità, non solo nello Stato d'Amar. Se uno pensa, questo sarebbe interessante da vedere. Noi parlo di queste comunità, penso a Perasto, che è la più famosa nello Stato d'Amar, ma penso anche alla cosiddetta Repubblica di Pogliezza, che è una località vicina a Spalato, o penso anche soprattutto ai Pastrovizi e Pastrovicchi, che sono questa pleme, traducibile con tribù sostanzialmente, anche se è un termine un po' improprio, comunità, che era appunto sostanzialmente a cui era affidata il controllo e la difesa del confine sud, diciamo, del contado di Budva. Dall'altra parte gli ottomani hanno queste popolazioni della zona del Ducagini, qui nell'Albania del nord, che sono popolazioni sostanzialmente autonome, anche perché controllano passi di montagna abbastanza importanti,
le quali però, essendo cattoliche, sono abbastanza sensibili, diciamo, ai messaggi diciamo, da parte sia papale ma anche veneziana. Nel 1571 Venezia recluta vari rappresentanti, diciamo, di queste zone che cercano di far rivoltare questi albanesi contro l'impero ottomano durante la guerra di Cipro. Una parte ovviamente è costretta a migrare nelle bocche di Cattaro, questa, diciamo, infittisce la trama. Però certamente c'è questo, diciamo, c'è già un, come dire, un substrato locale cattolico che è favorevole comunque all'intervento veneziano, ma se non c'è Venezia va bene comunque il Papa, tanto che nel 1594 Venezia sostanzialmente cattura uno dei più importanti capi della regione, che è peraltro, e questa è una costante per quanto riguarda, diciamo, queste zone, anche ovviamente un comandante, anzi un arruolatore di truppe albanesi per Venezia, perché uno degli aspetti della collaborazione che dopo mi piacerebbe come dire, delineare fra Venezia e l'impero ottomano in questa zona è appunto che gran parte dei soldati cosiddetti albanesi, cioè dei reggimenti albanesi e delle cosiddette barche albanesi di Venezia, in realtà sono arruolati in territorio ottomano, con l'avallo delle autorità ottomane. Ovviamente questi mediatori, perché poi sì, dopo hanno vari ambiti, diciamo, di expertise, questi mediatori poi diventano degli internazionali di un certo senso. Questo Pelé, appunto un comandante di cavalleria albanese, lo troviamo nel 1594 a Roma, che porta le lettere, peraltro probabilmente false, di praticamente tutti i capi cattolici Albania del Nord, e Venezia scopre poi che questo era stato messo in contatto con il principale agente papale nell'Europa orientale, che dopo farà anche dei lunghi viaggi per la Moscovia, insomma, per un agente veramente internazionale, ovvero Alessandro Comuleo, cioè Aleksandar Komulovic. Quindi c'è sicuramente questo aspetto, c'è l'aspetto, diciamo, della presenza importante diciamo del Papa, ma non solo, non c'è solo, diciamo, questa durante soprattutto il periodo della lunga guerra, perché nel 1500 diciamo, il background è che c'è già una guerra, diciamo, importante fra l'Austria, o meglio, fra i possedimenti, fra gli stati ereditari asburgici e l'impero ottomano nel regno di Croazia e Ungheria, e questo ovviamente però porta ai tentativi di operazioni, diciamo, come dire, di contorno, operazioni, diciamo, per alleggerire il fronte principale, fra i quali la più famosa probabilmente è la presa di Clissa, effettuata anche grazie diciamo, all'apporto delle milizie uscocche, e questo è un altro argomento che bisognerebbe delineare meglio. E poi ci sono questi tentativi che vengono reiterati e falliscono però quasi sempre. C'è una rivolta c'è un tentativo di rivolta nel 1597 da parte dei, diciamo, viene chiamata prima rivolta serba, però diciamo è una coalizione nell'attuale Erzegovina. C'è un tentativo nel 1601-602 da parte degli albanesi nel nord dell'Albania, un altro nel 1611, ma sostanzialmente rimangono tentativi con poco seguito. Però è chiaro che anche in ambito europeo, diciamo, la possibilità di ritagliarsi un regno albanese ha un certo tipo di fascino, soprattutto per quelle piccole realtà italiane, più o meno piccole. Penso il più attivo, Carlo Emanuele I di Savoia, che più volte si mise in contatto diciamo, con i congiurati, per usare un termine un po' così, sia albanesi che serbi, ma anche croati, per passare a un Vincenzo I Gonzaga, per passare poi a un Ferdinando I, mi pare, no, non mi ricordo il numero, però Ferdinando di Toscana, ma per esempio anche con vicende un po' più particolari, come per esempio quella del falso sultano Yahya,
che si presentava appunto come una sorta di falso Dimitri in salsa montenegrina, che si presentava, diciamo, come un fratello, mi pare, del sultano Ahmed, come fratello ovviamente di una concubina cristiana, che poi sarebbe stato salvato dalla pratica diciamo, dell'uccisione dei fratelli da parte del sultano. Ovviamente non era vero, non si sa esattamente da dove provenisse, però è interessante, per esempio, vedere come tutta questa rete, chiamiamola spionistica anche, avesse delle basi, diciamo, delle basi operative, per esempio, uno se l'aspetta in Puglia. Gran parte di questi, diciamo, di questi agenti probabilmente trovava ricovero nelle comunità dalmate o schiavone dei porti della Puglia e delle Marche, tanto che diciamo il principale diciamo durante un periodo leggermente successivo, cioè il periodo, diciamo, della reggenza, della vicereggenza del duca di Osuna, che è un periodo in cui la Spagna è veramente attiva nell'Adriatico, tanto che c'è quella specie di drôle de guerre con Venezia fra il 1617 e il 1620. Beh, lì è evidente che il referente non è più, diciamo, la corte papalina, ma più, per esempio, il Regno di Napoli, tanto che il principale spy master, per usare un termine inglese, diciamo, di origine chiamiamola montenegrina, è questo Alessandro Macedonico, che è morto a Trani, perché ovviamente anche politico era, diciamo, un oppolino di lancio verso le zone dell'Adriatico orientale. Sì. Ma hai parlato prima anche hai anche nominato peraltro, e già citato, anticipando un po' una tematica che può essere interessante sviluppare. Hai citato la famiglia dei Polizza. È interessante forse anche mettere in rilievo il fatto che in questa regione, più che le comunità urbane, le famiglie, le singole famiglie sembrano avere un raggio d'azione decisamente più dinamico e veramente di un certo peso, anche sia agli occhi di Venezia sia agli occhi dell'impero ottomano. Quali famiglie in particolare, che provenienti ovviamente, che avevano posto magari come basi la bocche di Cattaro, ecco. Beh, c'è da dire che quello che mi è parso a me, almeno studiando la città di Cattaro, è che a partire dalla metà del Cinquecento la presa della nobiltà come corpo, diciamo, comunque dell'ambiente urbano sul contado venga meno, vengano meno anche quelle, diciamo, quelle magistrature locali, che erano magistrature di origine molto antica, tanto che se per esempio che si equivalevano più o meno al nostro capitano di campagna, per capirci, o al capitano degli schiavi o degli schiavoni a Capodistria, che avevano un controllo, si chiama infatti a Cattaro, è più antica e probabilmente risale al periodo sermo, perché viene chiamato il cosiddetto voivoda del contado, quindi con un termine, diciamo, slavo. Per quanto riguarda questa magistratura, passa da essere una magistratura militare, cioè una magistratura che serve appunto a raccogliere non solo le decime per la città, ma anche per arruolare i galeotti per la galea cattarina. Ricordiamo che appunto la Dalmazia forniva le galee in proprio, generalmente una per città, ma poi insomma dipende. Cattaro, per esempio, Cattaro era presente a Lepanto, per capirci, con una galera, e i galeotti erano arruolati per lo più in loco, attraverso sostanzialmente erano considerate delle fazioni, cioè sostanzialmente delle corvée che ricadevano o sui popolari, ma a Cattaro ricadevano per lo più sul contado, perché Cattaro, a differenza della città, aveva un contado della Dalmazia. È vero che, diciamo,
il peso delle famiglie, soprattutto a Cattaro, ma non solo, era preponderante, cioè la prospettiva di una famiglia come i Bolizza si muovevano in ambito mediterraneo, i legami che avevano erano in ambito, direi quasi più che mediterraneo, se si pensa, diciamo, Francesco Bolizza è uno dei referenti, è il principale referente di propaganda fide per i Balcani a partire dagli anni 30 del Seicento. Sempre suo fratello, mi pare che si chiamasse Trifone Bolizza, sono 5 fratelli nella prima metà del Seicento, quindi anche una fraterna importante, cioè, addirittura viene chiamata proprio fraterna Bolizza come se fosse un'istituzione quasi. Praticamente viene inviato come ambasciatore ad Adrianopoli più volte per vagliare, diciamo, gli atteggiamenti ottomani in occasione di vari momenti di tensione relativi, diciamo, a rivolte albanesi. Quindi hanno un ruolo che non è istituzionale perché non hanno cariche, però è di più, perché hanno dei sistemi di controllo e di relazione con il mondo, con una parola che a me balcanico, ottomano, ma non è che mi piaccia molto questo termine balcanico, però insomma, che è sicuramente superiore a quella che poi in realtà possiedono sul territorio, sul contado, tanto che il contado di per sé, non sto parlando delle comunità, che sono un'altra cosa, sono anche un'altra forma, diciamo, di organizzazione, ma proprio il contado che teoricamente è sottoposto a Cattaro, alla città di Cattaro, in realtà si sviluppa in forme istituzionali, diciamo, chiamiamole tradizionali, ma in realtà sono forme, diciamo, che esistono un po' dappertutto, cioè sono le assemblee dei capi famiglia, che in Montenegro, in Dalmazia sono gli sbori, ma non sono differenti dalle vicinie frulane, per capirci, i quali poi hanno, diciamo, i loro ambiti di negoziazione con Venezia, li acquistano. In altri casi, penso per esempio, diciamo, il più importante è il cosiddetto Sbor di San Michele, perché si sviluppa attorno a un monastero ortodosso nel sud delle Bocche di Cattaro, ma per esempio non è infrequente che anche, diciamo, le parti cattoliche si riuniscano in sbor minori come quello di Dobrota, che è un'altra esattamente fuori dalle mura di Cattaro, oppure nei casi, diciamo, peggiori per la città arrivino ad emanciparsi completamente dal controllo diciamo delle magistrature urbane, arrivando a promuoversi a comunità, come è il caso di Perasto, che già a partire dagli anni 80 del Cinquecento invece ha un profilo istituzionale completamente diverso e diciamo differente anche da quello della maggior parte delle città dalmate, da questo punto di vista. Ovviamente si ricade nel banale, dicendo che essendo un'area di confine la violenza era sicuramente all'ordine del giorno. Forse meno banale è un aspetto della violenza di cui tu ti sei occupato nella ricerca, che è l'arbitrato di sangue, che in qualche modo sopperiva alla distanza, quella distanza, diciamo, incolmabile fra mondo giuridico veneziano e quello serbo-croato. Allora, io non sono convinto che la distanza sia incolmabile. Sono convinto che ci siano sostanzialmente delle forme del diritto che sono effettivamente difficili da trasferire, diciamo, nelle varie culture giuridiche. Però Cattaro vale, diciamo, lo studio come case study proprio perché è uno dei rari luoghi, non solo dello Stato d'Amar, ma penso in generale, in cui 3 o 4 tradizioni giuridiche differenti siano compresenti all'interno della stessa cancelleria. Tu hai parlato giustamente dell'arbitrato di sangue, che è forse la pratica più evidente, diciamo, ma per esempio non è infrequente trovare all'interno di
degli atti dei notai, o meglio, della cancelleria comunale, perché notai purtroppo da Cattaro non ce ne abbiamo, ma abbiamo la cancelleria comunale che è registrata come notaio pubblico, cioè sì, ovviamente, nei quali non è impossibile trovarsi nella stessa pagina di fronte a un arbitrato, a una fede per un arbitrato di sangue desunto pari pari dallo Zakonik, cioè dal codice di leggi serbo di Stefano Dusan. Non è impossibile trovarsi davanti a una richiesta di dia, cioè di sorta di guidrigildo, per usare un termine più vicino a noi, che era prescritto dalla giurisprudenza islamica, e non è neanche impossibile trovare un arbitrato more-veneto utilizzato però in una versione completamente diversa, ovvero relativa a come si dice, a un ambito penale. Peraltro questi strumenti poi vengono utilizzati non dai veneziani, e questo è molto interessante, ma vengono utilizzati dai locali, perché evidentemente presentano dei vantaggi di qualche tipo, in questo caso la velocità, perché l'arbitrato di sangue tradizionale, con tutti i crismi del caso, prescritto dalla cosiddetta usanza viene chiamata usanza del paese dai rettori veneziani, o secondo il gius del paese, quindi è un'usanza che noi sappiamo che esistevano delle copie dello Zakonik che circolavano nelle zone, diciamo, del contado di Cattaro, soprattutto quelle ortodosse ovviamente, ma non solo. Anche questo è interessante, perché per esempio anche la comunità di Perasto utilizza, diciamo, almeno in parte il codice tradizionale serbo, ma è una comunità cattolica. E noi sappiamo che questi testi giravano. Di fronte a questo, diciamo, l'arbitrato di sangue, che pure è, diciamo, uno strumento, almeno nel 5-600, estremamente efficace, anche perché, e questo è importante da dire, è condiviso dall'una e dall'altra parte del confine. Non sono sicuro che l'idea, diciamo, di Cattaro e dei territori ottomani come vero confine culturale sia giusta. Intanto la lingua. Sia una parte che l'altra sono per lo più slavofone. Il turco ottomano è una lingua come l'italiano, ufficiale, veicolare, amministrativa, ma se devono scriversi, non so, la comunità di Perasto e la città di Castelnuovo, che è esattamente, diciamo, dall'altra parte delle Bocche, si scrivono in cirillico non codificato ovviamente, ma si scrivono diciamo, in serbo-croato, una cosa da non dire però. E quindi in realtà c'è anche questo punto di vista, secondo me. Certo, l'arbitrato di sangue è interessante perché è una forma che poi viene accettata e si trova all'interno diciamo, delle strutture che sono strutture urbane, strutture comunque anche nelle strutture veneziane. Spesso è il rettore che presiede a questi arbitrati e nei casi peggiori il provveditore. E questo è molto interessante. Alcune ritualità che noi diciamo che peraltro esistono anche in terraferma, ben inteso, esistono anche a Venezia, e che vengono, secondo me, per tutto il 500-600 rimangono in auge. Vengono certe ritualità, penso per esempio al cosiddetto bacio della pace, che se uno legge le pubblicazioni viene considerata una ritualità per lo più medievale. In realtà nelle Bocche di Cattaro fino al 700-800 rimane sostanzialmente una parte importante delle cerimonie di pacificazione, ma non solo, anche l'umiliazione. L'umiliazione, per esempio, era estremamente importante e doveva essere fatta alla presenza del rettore. Quindi c'è una compenetrazione molto forte. Mi sembra peraltro che una cosa da sottolineare sia come effettivamente poi la legge veneziana, e questa è una cosa che vorrei approfondire, sia usata anche come strumento di governance, cioè la consuetudine veneziana
l'arbitrato, utilizzato diciamo, nei modi più magari eterodossi rispetto alla tradizione, diciamo, locale a Venezia, che l'arbitrato è per lo più, come dire, un arbitrato commerciale a Venezia, però non è infrequente trovare rettori che lo promuovano come, diciamo, in un ambito diverso, in ambito penale. Allo stesso modo è un po' meno frequente, ma è possibile trovare rappresentanti dello Stato veneziano che, diciamo, utilizzano degli strumenti giuridici come la fratellanza di sangue, che sono considerati, diciamo, almeno dalla storiografia, degli strumenti tipici, diciamo, della zona balcanica, il Pobartinso. Fa un po' più pensare il fatto che nel 1582, vado a memoria, sia una delle magistrature militarmente più importanti, ovvero il capitano Trauscocchi, a decidere di legarsi spiritualmente con uno dei principali capi uscocchi nel nord. Questa è un'altra zona, però per far capire, insomma, come forse bisognerebbe rivedere anche l'idea, diciamo, di contrapposizione o di totale alterità rispetto a due mondi giuridici opposti. E nel 1582 appunto è questo, mi pare un tiepolo, quindi anche una famiglia importante, si unisca come si dice, in unione fraternale con questo capo uscocco, ovviamente venga subito ripreso dal Senato perché è una cosa un po' pesante. Continuando su questo, visto che abbiamo aperto questo argomento, una delle caratteristiche forse più particolari e più interessanti, diciamo, di questa società di confine è il sistema dei padrinati spirituali, perché diciamo nei doni di scambio, o meglio negli scambi che erano funzionali al mantenimento della pace fra gruppi e famiglie, diciamo in ambito, con un termine sbagliato, transfrontaliero, una parte importantissima era lo scambio sia delle fratellanze di sangue, ma soprattutto dei padrinati, diciamo, spirituali. Qual era il problema? Il problema è che non era assolutamente infrequente che i padrini che ortodossi fossero padrini di cattolici, e questo va anche bene, ma che lo fossero i musulmani. E questo non va assolutamente bene. Se uno andasse a vedere, sono andato a vedere le carte di propaganda fide relative diciamo, alla zona delle Bocche di Cattaro e più in generale, diciamo, dell'Albania, una delle principali diciamo, fonti di scandalo, uno dei principali problemi, i principali interrogativi che vengono mandati a propaganda diciamo, dai missionari, dagli agenti, è appunto questo dei battesimi, perché in realtà sono richiesti dalle stesse popolazioni, perché sono considerate una premessa necessaria per il mantenimento della pace al confine. E la cosa interessante è che Venezia, non dico lo promuova, ma sicuramente non lo impedisce in alcun modo. In altre zone invece l'autorità ecclesiastica, tipo a Spalato, invece lo cercherà proprio di limitare il fenomeno, con conseguenze peraltro cioè, ho trovato dei documenti relativi diciamo, ai furti, alle uccisioni al confine fra Spalato, Sebenico e diciamo la Dalmazia ottomana, che se confrontati con i tassi di violenza, che sono difficilmente calcolabili, non sono sostenitore dell'aspetto quantitativo, soprattutto se rapportato al 500, dove le fonti sono quelle che sono, e abbiamo perso gran parte del materiale, una parte importante è rimasta, per fortuna però. Però è evidente che c'è una conflittualità molto più accesa al confine della Dalmazia, diciamo, propria, se vogliamo. Invece questi strumenti, c'è anche perché c'è una conformazione del territorio completamente diversa. Venezia ha esigenze completamente diverse. Cattaro, diciamo, intanto è molto più lontana, e questa è una cosa fondamentale, ma soprattutto ha un sistema di privilegi, un pluralismo giuridico che anche a livello istituzionale che è veramente particolare anche per il resto della Dalmazia.
Spalato invece è più istituzionale, anche perché Venezia ha bisogno di controllare il territorio, perché nel 1588, insomma, viene aperta una scala a Spalato, quindi sono realtà diverse. Però certo c'è questo aspetto, diciamo, sulla violenza, la violenza c'è, ma sono sicuro che se confrontassimo, ed è impossibile, ben inteso, la violenza, i tassi di violenza o di omicidio, anche in generale della Dalmazia, con i tassi di Vicenza o Brescia, io sono sicuro che i tassi di Vicenza o Brescia fra 5 e 600 sarebbero infinitamente più alti rispetto a quelli della Dalmazia, sono sicuro. Assolutamente. Quindi anche giusto per sfatare, cioè perché forse agisce su di noi anche questo mito della violenza balcanica, che in realtà è un aspetto piuttosto recente ed è una costruzione settecentesca, con varie, diciamo, filiazioni, per carità. Però... Ma in qualche modo, quindi, tra 5 e 600 i rettori veneziani, la presenza istituzionale veneziana sembra, se non promuovere, perlomeno accettare e comprendere questo arbitrato di sangue. Uno sguardo sì. a 700, cosa accade poi? C'è un cambiamento? Allora, ci ho riflettuto proprio qualche giorno fa. Allora, nel Settecento da una parte c'è effettivamente uno scollamento della realtà veneziana, non solo con lo Stato d'Amar o con le zone, diciamo, dello Stato d'Amar più, penso, non so, alle isole Ionie o la Dalmazia interna, appunto all'Albania veneta, ma per esempio anche alle zone del contado, della terraferma. Penso per esempio alla fine del Settecento un notaio della Carnia, se non sbaglio, chiama la pace tradizionale che fino a 100 anni prima si trovava tranquillamente nei notai veneziani come pace rustica. Quindi in realtà è una forma di acculturamento giuridico che è, cioè Venezia si sta sostanzialmente allineando al resto, diciamo, dell'Europa occidentale. Cosa che peraltro fa anche Cattaro, perché a Cattaro c'è una solida tradizione del diritto romano, abitanti, meglio, ci sono stati almeno 2 rettori dello studio di Padova originari da Cattaro, Bolizza peraltro, e uno degli ultimi consultori in iure della Repubblica era Trifone Vrachien, che era appunto di famiglia cattarina. Quello che cambia, ben inteso, tenteranno comunque di mantenere questo arbitrato, pur anche descrivendolo in maniera, diciamo, come un'istituzione barbara. Questo, ma anche un articolo di Paladini proprio su questo, mi pare ci sia. Un'istituzione barbara e considerata aliena al costume veneziano. E poi c'è questo aspetto, diciamo, culturale, ma poi c'è un aspetto politico fondamentale. Sono cambiati gli equilibri e i referenti per gli arbitrati, cioè i mediatori, non fanno più riferimento a Venezia, ma alle nuove potenze che si stanno oramai affacciando sul Mediterraneo, viene da dire, cioè l'Austria e soprattutto, come protettrice degli ortodossi, la Russia. E dietro, ovviamente, sotto c'è il protettorato e il Montenegro, ovviamente. E quindi sono degli attori nuovi per cui queste garanzie vengono date, cioè i canali cambiano. Venezia forse non ha neanche più il controllo di queste, e neanche le famiglie delle bocche hanno più l'interesse di controllare questi sistemi, diciamo, relazionali, tanto che non è infrequente trovarsi, diciamo, famiglie Schiavone, ma particolarmente da Perasto e da Cattaro, che si trasferiscono in terraferma e acquisiscono diciamo terreni, ma anche direi cittadinanze, potere politico. Se uno andasse a vedersi il componente, diciamo gli organi del breve periodo della Repubblica Democratica a Venezia dopo la caduta della Repubblica Aristocratica, vedrebbe che ci sono almeno 3 o 4 nomi dalmati. Giovanni Vujovic, forse è il più famoso, ma ce ne sono molti. Se andate in Friuli, giusto per fare una riprova, c'è una località che si chiama Prati Burovic. I Burovic sono una famiglia originaria da Cattaro e i patrimoni si spostano.
si spostano non solo verso Venezia, ma si spostano anche verso Trieste, una delle famiglie di armatori nel Settecento, in una zona, diciamo che il Settecento è il periodo di vero, diciamo, in cui l'economia delle bocche fiorisce in realtà, paradossalmente, come in realtà rinasce l'economia di tutto l'Adriatico nel Settecento. Se voi andate a Trieste, insomma, i Tripkovic erano una famiglia importante. Tripkovic era una famiglia originaria di Risano, che è una zona conquistata ai turchi nel 1687. E quindi c'è uno spostamento effettivamente di queste famiglie, diciamo, mercantili importanti con i soldi diciamo, dalle zone di Cattaro, comunque della Dalmazia, verso i nuovi grandi centri, cioè soprattutto Trieste, Fiume e anche Venezia per un periodo, fino alla caduta della Repubblica. Ma ritornando un po' alle famiglie, al ruolo di queste famiglie, hai fatto notare il peso ovviamente politico, diplomatico, anche sociale all'interno, anzi soprattutto all'esterno di queste città, ma qual era la base, la forza economica che queste famiglie avevano? Cioè su quali fondamenti, su quali interessi, soprattutto economici, riuscivano a raggiungere anche reti redazionali così importanti, perché c'era ovviamente anche c'era anche uno scopo, un tentativo di arricchirsi in qualche modo anche. Allora, c'è da dire questo, che per quanto riguarda la nobiltà di Cattaro, a partire dalla metà del 600 c'è sostanzialmente una sorta di avvicendamento fra la prima entrata per le bocche di Cattaro, la prima esportazione è sempre la cosa, può sembrare strana, ma l'unico prodotto agricolo che venisse rivenduto diciamo, in larghe quantità proveniente da Cattaro era il vino. Ma il vino, diciamo, ovviamente non è la base della forza economica di Cattaro, o meglio, delle bocche di Cattaro. La principale, diciamo, attività degli abitanti, per lo più nobili, ma non solo, era quello sostanzialmente dell'acquisto dei cosiddetti formenti, cioè del grano, nell'Albania ottomana. Peraltro andavano ad acquistarlo molte volte da loro parenti, spesso anche convertiti, e spesso questi diciamo, chiamiamoli agenti, ma in realtà perché erano in realtà appoggiati da Venezia, e questo gli creavano un po' che problemi molte volte all'interno delle comunità. Spesso erano o diciamo emigrati albanesi, penso alla famiglia dei Ducagini, che fu costretta a emigrare, una parte fu costretta a emigrare alla fine della guerra di Cipro, i quali possedevano già delle reti di relazione e anche di filiazione diretta. Uno di questi fratelli Ducagini diventa Emin, una sorta di console, insomma una magistratura ottomana che aveva delle competenze di tipo commerciale, a Durazzo, e Durazzo con Valona sono i due principali porti dell'Albania, e i principali porti di smercio del grano che poi serviva a rifornire gran parte delle città delle comunità delle isole Ionie, ma anche dell'Albania meridionale. Quindi era diciamo sicuramente un'attività che consentiva un certo grado di benessere economico per alcune famiglie. A partire dalla metà del 600 però è evidente che materialmente a trasportare fino alla metà del 600 erano soprattutto abitanti del contado, perastini per lo più. Però a partire dalla metà del 600, mentre prima c'era una sorta di investimento che si chiama prestito terziaria, che è un'istituzione tipica delle bocche di Cattaro, per cui sostanzialmente la nobiltà di Cattaro investiva su questi trasportatori, perché di materie prime, per poi rivenderle per conto proprio o per conto appunto per esigenze veneziane. A partire dalla metà del 600 i perastini prendono in mano, diciamo, direttamente il commercio del grano in Albania, tanto che a partire dalla fine del 600
troviamo, e questo è un caso almeno che io sappia quasi eccezionale per le comunità dello Stato d'Amar, troviamo un console perastino, che è anche il console veneziano, ma viene chiamato console perastino, nelle comunità non solo, diciamo, dell'Albania, ma anche della Puglia, ma anche diciamo, di zone più lontane che uno non si aspetta. Per esempio, alla fine del Settecento, il console veneziano, ma anche perastino, non di Alessandria, ma di San Giovanni d'Acri, è un Cigovic, che è appunto un abitante originario delle Bocche di Cattaro, ma anche a Tripoli è un perastino. Quindi diciamo che effettivamente c'è, a partire da metà del 600 cambia completamente la configurazione, diciamo, direi anche direi il potere economico delle Bocche di Cattaro si sposta, diciamo, più su Perasto che su Cattaro, e che però hanno un altro tipo diciamo, di espansione mediterranea, diciamo, un altro tipo di una civiltà marittima molto diversa da quella di Cattaro in realtà. E Venezia che fa? Cerca di favorirla o meno questa prosperità? Assolutamente sì. Intraprendenza peraltro, perché sembrano figure... Per quanto riguarda Perasto, assolutamente sì. Questo non c'entra molto. Perasto sostanzialmente a livello istituzionale entra quasi, cioè è lo Stato d'Amaro in un certo momento, almeno nel Settecento è probabilmente il ganglo più importante dello Stato d'Amar, e questo è testimoniato anche per esempio dalle posizioni cerimoniali dei perastini e dal fatto che, se qualcuno, penso che la prima cosa che venga in mente a chiunque conosca un attimo, diciamo, di mitografia veneziana sia appunto il giuramento di Perasto, la bandiera, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, il fatto che diciamo i perastini fossero i gonfalonieri della bandiera da guerra della Repubblica è un'invenzione di fine 600, ed è un'invenzione che ovviamente avvantaggia gli stessi perastini che Venezia avalla per motivi da una parte di vantaggio personale, dall'altra è stato di fatto delle cose. Nel 1571, quando appunto c'è la prima menzione di questi perastini a bordo del capitano della galera del capitano generale d'Amar, viene detto che prima del 1571 non era uso che i perastini si imbarcassero con diciamo nella stessa galera del capitano generale d'Amar e facessero la guardia, diciamo, al capitano generale, neanche ancora al gonfalone peraltro. Da questo punto di vista è importante perché a livello di legittimazione all'interno dello Stato d'Amar, quella di fedelissima confaloniera, che è un mito che peraltro è un mito veramente transnazionale, perché diciamo arriva fino a noi e ci siamo capiti, e in realtà è un mito creato in loco, perché Perasto aveva ottenuto dei privilegi enormi rispetto a qualsiasi altra comunità dello Stato d'Amar, proprio in virtù di questa sua posizione fondamentale per l'approvvigionamento del basso Adriatico veneziano, e ovviamente anche a livello di legittimazione e di inserimento all'interno del mondo mitografico veneziano faceva comodo. D'altra parte, anche se insomma è un fattore abbastanza comune, l'idea comunque che questi che si sono inventati sostanzialmente, che hanno poi propagandato di essere i più antichi sudditi veneziani, addirittura precedendo Cattaro, perché questa in realtà è una leggenda, perché sembra che ci fossero dei perastini quando Vettor Pisani conquistò nel 1380, negli anni 80
1300 fossero stati dei perastini a issare la bandiera veneziana su Cattaro, e questo non è vero, ovviamente, cioè non si sa, ma pare molto difficile che ci sia già stata una dedizione nel 1397, cosa di cui non si trova traccia. Gli analisti perastini dicono ma perché è bruciato il privilegio. Sembra sembra una giustificazione un po' come dire, labile. Fatto sta che è importante anche proprio per l'inserimento di Perasto nell'orizzonte mitografico veneziano, in un certo qual modo all'interno del mondo veneziano. Perasto è la floridezza, un brutto termine però, di Perasto era legata a doppio filo al ruolo istituzionale che aveva all'interno della Repubblica, agli enormi privilegi che nemmeno l'Austria rinnovò nel 1814, quando tornò, diciamo, nelle bocche di Cattaro dopo un breve periodo di occupazione francese e russa, se non sbaglio. Fra cui il più importante era sostanzialmente il diritto di contrabbando, perché tutte le cause commerciali dei perastini, dei civili, dovevano essere demandate direttamente ai cinque savi alla mercanzia, il che vuol dire non demandarle, letteralmente. Bene, allora abbiamo concluso questa prima parte, ora attendiamo domande o interventi da parte del pubblico. Ripeto che chi vuole intervenire può farlo lasciando un commento nella colonna a destra su YouTube o nella chat su Facebook, oppure può chiederci, può intervenire direttamente in livecam mandando un'email all'indirizzo sovrimpressione che scorre. E al momento in realtà una semplice riflessione su questa gara, che in realtà c'è anche in terraferma, su queste comunità che fanno a gara per richiedere questa primazia di prima figlia, un po' come Vicenza. È interessante notare come anche dall'altra parte, nello Stato da Mare, in Dalmazia, vi fosse questa gara, insomma, fra città. Peraltro può essere anche interessante, ovviamente, entrare a far parte della mitografia veneziana era un trampolino di lancio sia a livello di propaganda, ma anche a livello culturale, per una piccola comunità sicuramente di grande risonanza, ecco, questo indubbiamente. E Venezia, per ovvie ragioni, non era e non poteva sconfessare anche quella che era la struttura del proprio mito, per cui sconfessare anche questo episodio, che magari sapeva benissimo non essere mai esistito, in realtà avrebbe significato anche sconfessare tutta quella struttura che lei per prima aveva in qualche modo costruito. Abbiamo un primo commento da parte di Vincenzo Tedesco. Il caso di Cattaro. Sì, il caso di Cattaro è estendibile anche ad altre aree di confine dello Stato da Mare. Ecco, magari queste riflessioni che abbiamo fatto in questa prima ora, secondo te, anche per una veloce e rapida comparazione storiografica con altre realtà? Penso per esempio al volume di Cristina Setti che abbiamo presentato l'altra volta. Allora, per quanto riguarda diciamo la zona di Cattaro, io più che con altre, sicuramente ci sono dei parallelismi da fare con altre comunità dello Stato da Mar, ma per esempio poi Lizama, anche altri, diciamo, entità, anche diciamo, penso a zone di Creta, la Sfacchia, il Maniqua durante la breve dominazione veneziana della seconda breve dominazione veneziana della Morea. Però penso che sarebbe più interessante, e io sono convinto di questo, cercare di paragonare sostanzialmente, diciamo, queste, diciamo, comunità di confine con quelle della terraferma, perché è esattamente quello che fa nel 1793 Carlo Jureconsulto Franceschi, non ricordo il nome, quando gli viene chiesto appunto di questo privilegio di Pastrovizzi, che è una comunità di confine a sud di Budva, e lui la prima cosa che dice è che loro si governano come si governano le terre di San Daniele, della Schiavonia Veneta e dell'Altopiano di Asiago. E quindi certamente c'è un tipo possono essere assimilate a diciamo, altre situazioni dello Stato veneziano.
la cartina tornasole è che in realtà ci riflette molto di più, non è tanto la comunità di per sé, quanto l'atteggiamento veneziano verso la comunità e come si costruisce la statualità veneziana, che in realtà a livello di stato da mare e stato da terra ci sono delle grosse differenze, ovviamente, ma c'è comunque una politica comune che viene fuori con delle differenze dovute alle religioni, ai vicini, per carità. Però certamente alcune azioni sono, o meglio, alcune linee di condotta di Venezia sono assolutamente paragonabili. Penso al caso dell'altipiano di Asiago, diciamo il disciplinamento sia di confine, sia diciamo confinario vero e proprio, ma anche militare, operato da una famiglia di Vicenza, ovvero i Caldogno, non è così differente da quello che poi viene fatto a metà del Seicento. Venezia tenta di fare con l'istituzionalizzazione almeno parziale dei sovrintendenti al confine, e lo fa all'inizio attraverso i Bolizza, perché sono la famiglia più importante. La cosa è che in terraferma, almeno in Albania Veneta, almeno in parte fallisce per motivi vari ed eventuali, però certamente c'è una condotta che secondo me è una governance, tipo di governance che può essere paragonabile da questo punto di vista. Allora, c'è un altro intervento da parte di Francesco Bettarini che chiede se esistono conflitti religiosi cattolico-ortodossi nella Cattaro veneziana. Allora, questa è una domanda molto interessante perché è una cosa di cui non ho parlato, che però è molto importante. Allora, sì, però diciamo che i veri conflitti fra ortodossi e cattolici nella zona di Cattaro saranno le risultanti a partire dalla fine del Seicento, inizio del Settecento e poi per tutto il Settecento di un rafforzamento delle istituzioni ortodosse montenegrine. Ci sono ortodossi nel Seicento a Cattaro, soprattutto a Pastrovicchi, e Venezia, attraverso anche i consulti di un consultore molto famoso, Fulgenzio Micanzio, prende le parti ovviamente degli ortodossi, perché i missionari di Propaganda Fide, l'arcivescovo di Viantiveri, prima visitatore di apostolico Francesco Leonardi, appunto cercò di convertire una larga parte di villaggi pastrovicchi ortodossi. Venezia non lo appoggiò in alcun modo, anzi, Micanzio si oppose a questa intrusione della Chiesa all'interno dei territori veneziani, una zona così, diciamo, fragile, così pericolosa come era il confine veneto-ottomano in Albania. Dall'altra parte, nel contado, non era, soprattutto nel contado, ma a partire dalla guerra di Candia anche all'interno della città, non era assolutamente infrequente che gli altari all'interno delle chiese fossero condivisi. Questo accade per lo più nel contado, dove diciamo che la maggioranza della popolazione è Venezia, li chiama, qualche volta vengono chiamati cattolici di rito greco, qualche volta sono ortodossi, vengono chiamati scismatici, e quindi sono ortodossi, e poi cambiano anche loro. Per esempio, quando non gli piace un parroco, vanno dal rettore e dicono: se non costringi il vescovo a cambiarci il parroco, noi diventiamo ortodossi, chiamiamo il Pope dal territorio ottomano. E questo ovviamente il rettore dice: vabbè, facciamolo. Però sì, c'è questa, è una zona sul contado, in realtà la presenza ortodossa in Dalmazia fino alle conquiste veneziane, diciamo, del Settecento è molto limitata, è abbastanza limitata. E nel contado di Cattaro, diciamo, è una presenza importante per Pastrovicchi, ma non ha, diciamo, Venezia appoggia, più che tollerare, direi appoggia diciamo, le possibilità di continuare a mantenere, diciamo, i propri, diciamo, la propria confessione.
tanto che anche il visitatore apostolico Garzadori è costretto a dire che se gli ortodossi nel 1624, se a Budva gli ortodossi si vogliono sposare cattolici, anche se fategli una reprimenda, però non possiamo impedirlo perché sennò viene fuori una rivolta e questi si danno al turco. Testuali parole. Quindi sì, direi che è un problema, ma è un problema per lo più settecentesco. È un problema della parte veneziana, però, della parte greca dello Stato d'Amaro nel 600. Proprio perché, come ci siamo detti, cambia un po' anche questa sensibilità, questa percezione da parte di Venezia nei confronti di queste comunità e di queste convivenze. Allora, dunque, abbiamo un altro intervento. Prima so che anche dovrebbe esserci un intervento in cam, però nel frattempo non l'abbiamo ancora in linea, quindi magari mandiamo un altro commento, per favore, di quello di Andrew Vidali, che ti chiede di approfondire la parentela spirituale usata come strumento per rafforzare i legami oltre i confini. Sì, allora, si può fare. Il problema è che le parentele, i fratelli di sangue che sono riuscito a trovare e i padrini, ovviamente, c'è un grosso problema, cioè che l'archivio ecclesiastico di Cattaro è molto difficile da raggiungere per vari motivi che qua non esplicherò, ma se qualcuno conosce la situazione della Chiesa in Montenegro, delle varie lotte fra le chiese in Montenegro, capisce cosa voglio dire. Ma la cosa interessante è che noi possiamo vedere effettivamente attraverso i trattati di pacificazione, perché molte volte è specificato fratello di sangue oppure nelle lettere che vengono inviate ai vari rettori. Per esempio, soprattutto il rettore di Budva, che poverino, il rettore di Cattaro spesso è un rettore importante, di una famiglia patrizia importante, però quelli di Budva invece sono costretti molto di più a fare delle concessioni da questo punto di vista. E sì, si può studiare, però bisognerebbe avere l'accesso all'archivio vescovile di Cattaro, e bisognerebbe guardare con molta attenzione le carte di propaganda fide, sapendo che non si troverà esattamente quello che si vuole, si troveranno delle descrizioni. Si può anche, ripeto, sostanzialmente 3 fonti: trattati di pace, e quindi con gli scambi proprio, sia dei pobratinzo che sostanzialmente dei padrinati, appunto il fondo di propaganda fide, e poi gli atti veneziani, le pacificazioni notarili, e lì si trovano abbastanza, non tanto da fare un'analisi quantitativa, ma ci sono. Benissimo, allora abbiamo un intervento in linea. Chiederei alla regia per favore di intervenire da parte di Ermanno Orlando. Buonasera. Sì, buonasera. Beh, intanto volevo complimentarmi, è stato molto interessante. Le volevo fare una domanda, innanzitutto proprio di carattere, cioè sulla situazione degli archivi, delle fonti. Nel senso, io ho lavorato su Spalato per un periodo precedente e con molta invidia ho sentito che lei, come dire, ha potuto consultare gli archivi giudiziari di Cattaro. Per Spalato, per esempio, non esiste il giudiziario, cioè c'è il penale, c'è il giudiziario civile, non c'è il giudiziario penale, è andato praticamente perduto, probabilmente perché, come dire, c'erano proprio 2 canali di conservazione. Il giudiziario civile era legato alla cancelleria del comune, il giudiziario penale era legato alla cancelleria del conte, e le 2 cose poi erano separate, e il penale è andato praticamente completamente perso. Ecco, quindi innanzitutto era una domanda proprio sullo stato delle fonti, perché mi pare molto così, sentendola, come dire, l'ho molto invidiata che lei ha potuto lavorare anche sul giudiziario penale. E quindi volevo sapere, per esempio, se c'è una continuità, cioè se ci sono, come dire, se queste fonti sono seriali sia per il giudiziario civile che per il giudiziario penale,
già a partire dal 1420, quando Cattaro entra a far parte. Ecco, io uso, ma così per un vezzo mio, uso il termine Commonwealth piuttosto che domini da mare, Stato da mare, però ecco, è la stessa cosa, ci intendiamo. Ecco, se c'è quindi continuità, c'è serialità appunto nelle fonti, a partire già dal 1420, cioè si trova anche questo tipo di fonti. E poi le volevo fare invece una domanda più, come dire, intanto anch'io ero molto curioso di sapere, ma gliel'ha già fatto Francesco Bettarini, questa situazione, come dire, la presenza di ortodossi, cristiani, come veniva gestita, il pragmatismo in questo senso di Venezia, anche di Spalato, Sebenico, anche per un periodo, diciamo, successivo a quelli che studio io, però mi pare che si vada, Spalato meno, Sebenico mi pare già di più, una città che ha una compresenza di elementi ortodossi ed elementi cattolici e che quindi, come dire, ci sono realtà di matrimoni misti tra cattolici e ortodossi che in qualche modo vanno gestiti, e vanno gestiti ovviamente da un prelato, che è un prelato unico, che è un prelato cattolico, che quindi con questa, e secondo, diciamo, il rito e le leggi canoniche proprie della Chiesa cattolica romana, e quindi non quella ortodossa bizantina. Ecco, quindi sì, questa cosa che le ha chiesto a Bettarini mi pareva comunque molto interessante per capire queste appunto dinamiche che passano spesso anche attraverso i matrimoni misti tra appunto cattolici e ortodossi. E poi mi pareva molto interessante quello che diceva sui battesimi, perché anche lì c'è il fatto che, come dire, il padrino sia come dire, un infedele per la religione cattolica, è veramente qualcosa che però rende molto bene questa situazione, come dire, molto magmatica, molto fluida, molto porosa, che è tipica di quelle zone, ma che in qualche modo è sempre sostenuta molto pragmaticamente da Venezia. Risalendo molto indietro nel tempo e ritornando proprio in città, io ho presente di matrimoni, come dire, tra due cattolici, quando ancora il matrimonio non siamo ancora arrivati al Concilio di Trento, quindi il matrimonio non era in chiesa davanti ad un prete, eccetera, eccetera, e si autocelebrava, i matrimoni si erano, come dire, c'era un'autocelebrazione, una cerimonia, diciamo, privata, pubblica, eccetera, e matrimoni appunto tra due cattolici celebrati da un ebreo, che anche questo è molto però dà l'idea un po' di questa situazione. No, che però, scusi, sto divagando tantissimo. La domanda che le volevo però fare era più che altro che veramente mi ha interessato questa pluralità di cui diceva di sistemi giuridici giudiziari. Allora, però mi chiedevo, rispetto a questo pluralismo che si trova un po' dappertutto in area appunto veneziana e nel Commonwealth veneziano, mi chiedevo però il tribunale, diciamo, istituzionale, adesso non so da chi fosse retto, non mi ricordo quale fosse la carica, un conte, dei rettori, non mi ricordo chi, comunque il tribunale era comunque sede privilegiata di risoluzione di queste vertenze giudiziarie, o in qualche modo, come dire, fungeva semplicemente da input iniziale e poi molte delle cause avevano una risoluzione extragiudiziaria o infragiudiziaria, e per cui questo grande ricorso, come diceva lei, all'arbitrato anche sotto varie specie di varia natura. Ecco, mi chiedevo proprio quindi il ruolo del tribunale nella gestione di questo pluralismo di riferimenti giuridici e giudiziari. Scusi se sono stato così lungo. No, anzi, mi dà l'occasione di dire un sacco di cose, quindi. Allora, la prima domanda è la più semplice. Allora, Cattaro ha, diciamo, la fortuna soprattutto per il mio periodo, di avere un fortissimo legame istituzionale con Venezia, e quindi la maggior parte del materiale è a Venezia. A Cattaro sono conservati tutta la cancelleria comunale, dal 1300
1926, se non, o 57, non ricordo. Ma l'archivio del rettore è andato perduto, c'è quello del provveditore straordinario a partire dal 1684. I casi criminali di cui ho parlato sono a Venezia, sono tantissimi rispetto alla, diciamo, anche in Avogadria di Comun ne ho trovati un numero che non mi aspettavo di trovare per Cattaro, perché quindi, appunto, scusi, diciamo, sì. No, la sorpresa quindi, quindi lei ha lavorato più che altro quindi su fonti veneziane, non sugli archivi. Allora, diciamo che ho dovuto fondere un po' di l'archivio per quanto riguarda il 600, 500-600, la cancelleria, diciamo, del comune di Cattaro lo chiamano acta notariglia, in realtà c'è di tutto. Ci sono processi, ma pochi criminali, ci sono moltissime paci tradizionali, chiamano così, però insomma, moltissimi arbitrati, cioè paci di sangue. I processi veri e propri non ci sono. D'altra parte, l'unico caso che io conosca in Dalmazia di processi conservati criminali dal 300 è quello di Corciula, quindi che ha tutto l'archivio bellissimo. Invece, purtroppo Cattaro ha un bell'archivio per quanto riguarda, diciamo, questa sorta, è una miscellanea in realtà, in cui si può trovare un po' di tutto. Hanno accorpato un sacco di robe. Però devo dire che a Venezia se uno cerca, trova tante cose, anche nel Consiglio dei 10, che uno dice, ma invece ho trovato interi processetti, tra 20-30 pagine di processo dentro le filze del Consiglio dei 10. Le ho trovate nei processi del Consiglio dei 10, quelli diciamo non delegati rettori, ma quelli dei capi, se non sbaglio. Le ho trovate nella Vogaria, le ho trovate in Quarantia criminale, ce ne sono 2 o 3, soprattutto per quanto riguarda, diciamo, l'ambito di queste, diciamo, congiure contro gli ottomani, ce ne sono. Ne ho trovato traccia nelle suppliche, sempre cercando poi di capire qual è la questione. Ce n'è qualcuno a Zara, pochi, sono riportati anche sia di paci che negli atti dei provveditori generali. Ci sono dei manoscritti in cui c'è materiale su Cattaro, come dire, miscellaneo alla biblioteca scientifica di Zara, e c'è invece l'archivio, che invece c'è tutto ed è straordinario, è Perasto. Quello sì. Quello è forse l'archivio più interessante, perché è proprio l'archivio di una comunità, c'è anche l'archivio di una famiglia, che per me è stato veramente interessante, perché una cosa brutta, tra parentesi, di Cattaro rispetto ad altre località dello Stato da mare è la mancanza di cronache. Le uniche 2 o 3 cronache, ma sono cronache molto tarde. Quindi sì, è stata un po' una ricerca un po' difficile da questo punto di vista, però il materiale c'è, tanto più che c'è anche del materiale nelle corti d'appello dei giuristi della terraferma, e questo mi è stato molto d'aiuto per molte cose. E per passare alla seconda domanda, devo ricordarmi, era sul Avevo fatto una domanda sul ruolo del tribunale. Ah sì, sul ruolo del tribunale, giusto. Sulla questione dell'extra giustizia, dell'infragiustizia, come la vogliamo allora, chiamare. c'è da dire questo, che soprattutto per le dispute, generalmente chiamiamole di sangue, criminali, forse è un termine un po', diciamo, per le cose, diciamo, per le pacificazioni tipo criminale, l'archivio, o meglio, la cancelleria comunale di Cattaro funziona come una sorta di archivio vero e proprio. Cioè portano la carta della pace che hanno già fatta, di solito in una chiesa, o che io ho trovato estremamente interessante, sotto gli alberi di noce, sotto, come per esempio fanno, se lei ha presente, facevano nella Schiavonia Veneta, ma anche a Fossalta di Portogruaro, dove fino a poco tempo fa c'era un enorme rovere, che era il rovere della Vicinia, dove si giudicava anche in criminale.
Quindi in realtà ci sono i luoghi, diciamo, che rappresentano e sono importanti per la comunità di raccolta, di ritrovo, per l'assemblea del capofamiglia, che poi sono anche i luoghi del giudizio. E per una parte è così, cioè è vero, alcune volte è così, però soprattutto per dispute interne, quindi se, non so, due del contado di Cattaro, appartenenti entrambi a una comunità agricola, una rurale del contado, si feriscono, questi fanno la pace fra di loro, a meno che la cosa non degeneri, e poi portano l'atto di pace che viene trascritto negli atti della cancelleria. Per quanto riguarda poi diciamo in realtà la maggior parte degli atti nell'extragiudiziale, ci sono pochi banditi, è una cosa che ho notato, è una cosa che uno si aspetta di trovarne, ne ho trovati 2 o 3 che vengono banditi dal rettore fra il periodo fra il 1570 e il 1640. Con alcune eccezioni, e le eccezioni sono le eccezioni su cui si trovano i processi, quando di mezzo ci sono sudditi ottomani, e lì c'è tutto un processo di mediazione, si inserisce il rettore, che si può inserire lo stesso, ma attraverso procedure, diciamo, locali, all'uso locale. C'è tutta quella trafila tipica del processo, diciamo, inquisitorio che c'è a Venezia, si sta affermando. Insomma, quando c'è pericolo, sostanzialmente, quando la questione è sensibile e potrebbe alterare, diciamo, l'equilibrio costituzionale delle comunità, Venezia interviene anche attraverso, diciamo, il tribunale, diciamo, del rettore. I processi che vengono istruiti a Cattaro e poi mandati a Venezia ci sono, e sono processi pesanti, sono processi che riguardano per lo più i conflitti fra nobili e popolari, sono processi per lo più su conflitti con le popolazioni ottomane al confine, a cui peraltro di solito viene allegata la pacificazione tradizionale, e poi perché poi viene fatta diciamo, c'è per esempio, se è da togliere un bando, tolgono un bando, lo toglie il rettore. Però una cosa interessante è che, per esempio, in altri casi, fino alla metà del Cinquecento, non era infrequente che i rappresentanti delle comunità venissero chiamati a Venezia. Penso per esempio ad Antivari, nel 1561, i capi dei nobili, i capi popolari di Antivari vengono convocati a forza a Venezia e vengono obbligati a fare la pace a Venezia davanti a un notaio veneziano. Non funziona, ovviamente. Però ancora nel 1611, ad esempio, che è una situazione altrettanto interessante, i nobili principali, rappresentati nobili popolari di Hvar, di Lesina, vengono di nuovo chiamati a Venezia per la terza o quarta volta in 100 anni per fare ancora una pace di fronte al Senato, e quella ha un valore completamente diverso, ovviamente. Sì, quindi c'è diciamo diciamo che sostanzialmente, se la materia è sensibile o riguarda direttamente sudditi ottomani di un certo livello, la materia va a Venezia. Per esempio Budva, che pure è una località importante, il tribunale di Budva, l'archivio di Budva purtroppo non c'è arrivato, ma sappiamo che sostanzialmente aveva la sovrintendenza sul penale Cattaro anche su Budva. Quindi in realtà diciamo la corte di Cattaro, la corte penale di Cattaro, Pretoria, aveva un peso relativo, importante, ma comunque relativo rispetto, diciamo, alle tematiche sensibili del confine. Questo sì, rispondo alla sua domanda in parte. Grazie, non so se tolgo spazio, perché non vorrei che togliere spazio. Tranquillamente. Cosa? Non ho capito, scusa. Se ha altre riflessioni o domande... No, quello che io volevo, cioè che le chiedevo, che mi faceva piacere capire, era proprio, cioè, rispetto, adesso non so bene la situazione ovviamente di Cattaro, le porto l'esempio di Spalato, ma di tutto il resto, diciamo, della Dalmazia veneta. Ovviamente nel momento in cui queste città si dedicano, entrano a far parte del Commonwealth veneziano,
vengono redatti appunto questi patti di dedizione, questi privilegi, uno dei punti, diciamo, iniziali che vengono discussi è proprio quello della giustizia, relativo alla giustizia, con, come dire, la dominante Venezia che cerca di riservarsi la gran parte dell'amministrazione della giustizia, e la giustizia civile, ma soprattutto il penale, e invece le comunità locali che cercano, come dire, di ritagliarsi spazi di autonomia il più larghi possibile. Ecco, in questo gioco a me la domanda era in sostanza, quello che mi interessava era capire in questo gioco, poi proprio nelle prassi, quindi lei che ha potuto vedere appunto i processi, nelle prassi, quanta parte aveva, al di là appunto di queste impalcature formali, quanta parte aveva, diciamo, la giustizia comunitaria, cioè quanto la comunità riusciva poi a gestire da sé, a prescindere dal tribunale ufficiale o dai canali ufficiali di gestione della giustizia, riusciva a gestire da sé le pratiche di giustizia che voglio dire sono come dire alla base del funzionamento di una comunità strutturata, come immagino fosse anche Cattaro nel Cinquecento. Ovviamente questo è un argomento che mi interessa molto, questo anche proprio delle comunità, tanto più che, e anche per questo mi incuriosiva questa sua ricerca e questa tesi che ha fatto, perché già nel titolo lei parla di comunità. Quindi sì, mi interessava proprio questa questione, cioè come veniva declinata la giustizia a livello comunitario, cioè come la comunità si riappropriava della gestione della giustizia. Allora, sì, ok. Allora, per quanto riguarda, diciamo, la situazione istituzionale, Cattaro aveva giurisdizione sul civile, come gran parte, ma non sul penale, che era demandata alla corte del rettore, alla corte pretoria. Invece le comunità, diciamo, del contado, soprattutto Perasto, fra, diciamo, il privilegio che la rende, diciamo, anche oltre ovviamente a quello, diciamo, i privilegi commerciali, è il fatto che il capitano di Perasto, che era un po', diciamo, la più importante carica della comunità, aveva giurisdizione anche sul penale, ed era un privilegio riconosciuto da Venezia, cosa che per esempio la comunità, uno dei conflitti appunto principali con le comunità fra, diciamo, il potere veneziano, o meglio fra i rettori locali e appunto queste comunità di Pastrovicchi nel sud delle Bocche di Cattaro, era appunto la giurisdizione sul penale, che tradizionalmente era stata prerogativa della cosiddetta bancada, cioè della banca della comunità. Ancora alla fine del Settecento i rettori cercheranno sostanzialmente di accentrare, perché ovviamente il rettore di Budva è un rettore molto debole da questo punto di vista, ma cercheranno di accentrare, diciamo, a Cattaro la giurisdizione, diciamo, sul criminale di queste comunità, diciamo, di confine. Non ci riusciranno, però noi lo sappiamo perché fortunatamente per quel periodo il penale c'è. Per esempio, non era infrequente che i rettori cercassero di bloccare queste assemblee, queste piccole chiamate, proprio perché la vedevano come una minaccia all'ordine costituzionale, di cui perché spesso erano fatte da comunità del contado che si opponevano, non lo so, a proprietari urbani, proprietari nobili urbani della città, oppure era spesso il popolo, diciamo la parte popolare, che diciamo si riuniva per conto proprio anche per giudicare, e questa era vista ovviamente come una minaccia sostanzialmente all'ordine costituzionale. Certo è che diciamo, a differenza di altre realtà in cui, per esempio penso a quelle della terraferma, in cui sostanzialmente Venezia a un certo punto toglie la giurisdizione sul penale. Il caso più famoso e più evidente anche dal punto di vista delle conseguenze è Vicenza, a cui viene tolta a cui il consolato viene tolta la giurisdizione sul
penale cittadino, il che vuol dire togliere la possibilità di mediazione dei conflitti alle comunità. E questo provoca un aumento vertiginoso e probabilmente uno dei fattori per l'aumento vertiginoso della violenza. Questo è, diciamo, è vero, per Cattaro non è, cioè, o meglio, non c'è questo tipo di processo, però è interessante vedere come tutti quei provvedimenti che a partire dalla metà del Cinquecento vengano fatti per accentrare a Venezia, o meglio, nelle mani quel decentramento accentratore, diciamo, nelle mani soprattutto dei provveditori o dei rettori importanti, sia in terraferma che nello Stato d'Amar. Per la Dalmazia è un discorso più tardo, tanto che, per esempio, tutte le leggi, molte leggi, sia sulla questione del banditismo, ma anche, per esempio, sul porto d'armi, si trova in Consiglio dei 10, questo vale dappertutto, tranne a Cattaro, Traus, Benico, Spalato e Zara. Perché ovviamente c'è un tipo diciamo, di concezione diversa del territorio, penso fosse anche prima perché c'era in Turchi oltre le mura, però sia un elemento che conta, però certamente c'è anche un tipo diverso di concezione, almeno in parte, una resistenza, no? Non so quanto ci fosse una differenza antropologica da questo punto di vista, io non penso, anzi penso che forse bisognerebbe un po' guardare quanto in realtà sia stata profonda l'influenza del diritto consuetudinario veneziano all'interno delle comunità e come sia stato usato come arma di soft power sostanzialmente di governance. Penso per esempio a tutte le richieste di giudicare per esempio per le doti, per esempio per Asta, a Cattaro, dove chiedono di usare le consuetudini veneziane e sono i nobili che lo chiedono, perché è una forma di riconoscimento ovviamente. Oppure come, insomma, ci sono queste grosse, ci sono dei conflitti certamente, per esempio la recezione delle norme sul banditismo, e qua mi chiudo, presenta degli enormi problemi perché secondo il diritto consuetudinario serbo, le donne, cioè nel momento in cui ovviamente al bandito vengono sottratti come si dice, i beni, vengono confiscati i beni, il problema è che dopo non passa direttamente ai figli nel diritto serbo e quindi sostanzialmente la famiglia si ritrovava senza nulla e quindi c'era una fortissima resistenza alle leggi sul banditismo da questo punto di vista, per quello, perché era un tipo di giustizia diversa e quindi in effetti ho trovato interi processi proprio su questo, che magari era solo per quella nota che è molto interessante in realtà, e poi però in realtà descrivono tutta una società e quindi sì, è stato anche per queste cose che sono riuscito a trovare così tante, diciamo, variabili e casi differenti in posti in cui normalmente uno non penserebbe di trovarli, come il Consiglio dei 10 appunto. Grazie. Prego. Altre domande? Da parte di Ermanno Orlando, un commento? Beh, io ne potrei fare tante altre, ma no, è meglio. Allora diventa una cosa a due, no? Va bene, allora comunque ci sono indirizzi mail, li potete sentire tranquillamente, anche perché ci sono altri 3 o 4 domande anche da parte comincerei da Salvatore Ciriacono a tal proposito. Quello dunque, su Salvatore Ciriacono sono stati istituiti processi a carico di pirati nel Basso Adriatico, quale linguaggio e sistema giuridico era in corso. A tal proposito ricordo che c'è un altro intervento da parte di Michele Santoro che è sulla stessa onda di questo intervento, cioè ti chiede sui pirati e sul confronto di Venezia con questa realtà che in quel particolare caso faceva capo a Dulcinio. Allora, risponderò a tutti e due in un solo colpo. Allora, il problema, diciamo, della corsa nelle bocche di Cattaro è una diciamo, degli aspetti caratterizzanti, perché non ho parlato della parte ottomana, che pure è particolarmente interessante, però a partire dal fine del 400, inizio del 500, la fortezza di Castelnuovo, Erzegnovi, diventa una sorta di, non
non lo chiamerei, non è una sorta di rifugio e di porto in cui le navi corsare, non solo barbaresche, ma anche della piccola corsa di Lefka da Santa Maura in Grecia, ma anche da Valona, diciamo tutta quella corsa adriatica, su cui non penso sia stato molto, si trova molto spesso nei documenti in realtà. Tutta quella corsa adriatica, diciamo, trovava uno dei punti d'appoggio, e ovviamente anche gli stessi abitanti di Rezeknovi praticavano, diciamo, la corsa, pirateria fino dal 1573 in poi, almeno per Rezeknovi si può dire, perché ovviamente c'è dopo le capitolazioni in cui c'era una contro assicurazione fra fra veneziani e ottomani, non attaccare le navi e di non fare corsa contro, ovviamente questo diventa pirateria, tanto che se qualcuno conosce a un sopracomito veneziano viene tagliata la testa, Gabriele Emo, mi pare che sia nel 1584, proprio perché è uno dei casi, una cause célèbre, come si dice in francese, della cosa, e viene tagliata la testa proprio perché mi pare, ucciso, saccheggiato e ucciso la ciurma di la ciurma di una galeotta tunisina, non ricordo. Sì, allora, diciamo che la corsa dulcignotta di Dulcigno diventa importante a partire dalla metà del 600. Diciamo che la pirateria è una parte delle attività economiche sia di Dulcigno ma anche di Perasto in realtà, che la pirateria è un'attività economica, ben inteso. Dulcignotti se ne trovano mercanti, che poi sono gli stessi che assaltavano le navi, come anche gli stessi perastini che trovi mercanti nel 700, nel 600 nei porti della Puglia o delle Marche o Trieste o Fiume. Sono sì mercanti, sono anche, ovviamente, hanno anche altri introiti, ovviamente. E la cosa interessante è che c'è una grossa competizione commerciale fra queste due realtà. Ha ragione l'intervento su Dulcignotti da questo punto di vista. Tanto che quando diciamo si creerà nel 700 col trattato di Passarowitz, 1718, una sorta di procedura congiunta di commissione nel caso in cui ci fossero inimicizie al confine fra Venezia e l'impero ottomano, cosa che prima non c'era, cioè l'istituzionalizzazione di questo sistema. I problemi principali deriveranno proprio dagli scontri fra i Dulcignotti e i Perastini, che erano in competizione commerciale sulle stesse scale, soprattutto per il commercio del grano. Quindi sì, certamente, e tanto più la cosa interessante è che io non vorrei essere ripetitivo, ma non è perché si sale su una nave, poi diciamo i sistemi di risoluzione dei conflitti cambiano. Per cui non è assolutamente infrequente trovare, diciamo, scambi vendicatori e poi pacificazioni riguardanti vicende che sono avvenute o per mare sostanzialmente, oppure conseguenti a saccheggi, conseguenti a saccheggi per naufragio, cioè dopo aver saccheggiato navi naufragate, però diciamo che c'è un tipo di diciamo, quei sistemi di mediazione che ci sono sulla terra, ci sono anche sul mare, almeno per quanto riguarda Dulcigno. Ben diversa invece la questione dei corsari barbareschi, da questo punto di vista perlomeno. I corsari barbareschi si fanno soprattutto nel 600, nella prima metà del 600 sono abbastanza visibili in Adriatico,
tanto che nel 1624 saccheggeranno Perasto e porteranno via circa 500 persone, poi ci sarà una relativamente famosa missione diplomatica condotta da Giovan Battista Salvago, che era dragomanno veneziano alla Porta, che verrà appunto inviato nei porti di Biserta, di Algeri e di Tunisi per riprendersi questi schiavi grazie alla mediazione e ai soldi sia dei lomellini di Tabarca, sia del console dei fiamminghi a Venezia, Nis, si chiama, sì. Daniele Nis, che se qualcuno non lo conosce, forse è più famoso per aver venduto la collezione Gonzaga al re d'Inghilterra, in cui poi si trasferirà in Inghilterra, ma insomma, comunque sì, c'è tutto questo, certamente i barbareschi sono un problema, ma è questo per dire come in realtà poi quei sistemi, diciamo, di cui abbiamo parlato prima, poi si mettono, anche in quel caso, rivestono un ruolo piuttosto importante. Ovviamente i perastini se la legano al dito, per usare un termine un po' barbaro, ecco. E quando nel 1638 la flotta barbaresca si troverà a Valona, saranno proprio i perastini a entrare per primi con le loro gaette, che sono delle navi leggere, all'interno del porto di Valona, e poi, diciamo, provocheranno almeno in parte la distruzione delle navi barbaresche, e che poi sarà uno, diciamo, dei casus belli che presenterà l'impero ottomano quando dovrà dichiarare guerra a Venezia. Quindi, diciamo, è un'altra riprova, secondo me, dell'importanza di studiare queste zone, dal mio punto di vista. Certo è che se uno parlava proprio del linguaggio, che è una cosa di cui non ho parlato, allora, almeno per Dulcigno, Dulcigno era Erzegnovi era ovviamente una comunità mista, cioè anche le fonti ottomane ci dicono che effettivamente c'era una percentuale di anatolici, e poi ovviamente le dinastie locali, e poi i corsari vengono dappertutto adesso. Però invece per Dulcigno c'è una comunità probabilmente a maggioranza albanofona, per quello che ne sappiamo noi, che però sapeva scrivere in italiano, e questo è evidente perché scrivono in un italiano molto venetizzato a Venezia. Per quanto riguarda Perasto, scrivono in italiano, se questo è la domanda sul linguaggio, però ovviamente sono slavofoni, questo è chiaro. C'è una domanda da parte poi di Umberto Signori, che a proposito ha ripreso la questione dei consoli. Hai parlato infatti di un console perastino in contemporanea a un console veneziano, quindi ecco, ma ti chiede qualche info in più su questa presenza contemporanea di due consoli, ecco, sia in Levante che in Puglia. Allora, la cosa interessante è che molte volte i consoli sono in conflitto, giusto per usare ancora no? I consoli sono in conflitto. Per esempio, mi pare che fosse a Durazzo, ma potrei sbagliare. Alla fine del 600 ci fu proprio uno scontro che arrivò a Venezia ai Cinque Savi fra il console perastino, che voleva diventare anche il console veneziano, e il console Cottoni, mi pare che fosse, console di origine greca, penso, che si presentava che era il console che aveva vinto il concorso, parlando proprio... cioè, dipende, alcune volte vince, diciamo, quello che ha fatto il concorso, altre volte c'è il raccomandato, sostanzialmente, che è veramente raccomandato in senso proprio letterale, che può essere, per esempio, per quanto riguarda la Scala di Valona, per un certo periodo è prerogativa di una sola famiglia perastina, e si vede che lì Venezia dice magari non mandiamone uno e teniamoci questo. Dipende, diciamo. Ci potevano essere anche rapporti, diciamo, sì, conflittuali, non era assolutamente... Poi c'è da dire che nel corso del Settecento la situazione cambia di nuovo, perché c'è
non ve l'ho potuto mostrare anche perché dovrei trovarlo, però c'è proprio, loro vengono chiamati i signori impiegati perastini. C'è questo quadro che è molto esplicativo di come è cambiata la situazione. Sono questi perastini al centro di Perasto, vestiti sostanzialmente con abiti alla francese, che stanno sostanzialmente punendo un montanaro con le pelli, con un bastone sostanzialmente. Quindi è abbastanza evidente il processo di acculturazione che hanno ricevuto, in cui peraltro questi poi si inseriscono effettivamente nei gangli dell'amministrazione veneziana nel Settecento, e a quel punto diventa un po' pointless distinguere consoli veneziani e consoli perastini, perché poi gli operatori commerciali sono perastini. Non so se mi spiego. C'è un'ultima domanda da parte di Andrew Vidali sulla questione del padrinato e padrinato spirituale come strumento di legame al di là del confine. Non la vedo. Ti chiede semplicemente di approfondirlo, il tema della parentela spirituale. Allora, per quanto riguarda la parentela spirituale, vabbè, forse l'aveva già chiesto, però vabbè, comunque lo ripeto, è possibile con determinate fonti. Il problema è che bisognerebbe, per esempio, sono sicuro che all'interno di alcune piccole parrocchie che attualmente sono inaccessibili per motivi vari ed eventuali, ci sia una marea di materiale. Vediamo il padrinato da questo punto di vista, vediamo in azione il legame spirituale, non vediamo, diciamo, il padrinato, non abbiamo gli atti, o meglio ci sono, ma non ho potuto vederli sostanzialmente. Perché per esempio c'era per atti di procura da parte di o turchi all'interno della cancelleria comunale di Cattaro, venivano nominati come procuratori i loro figliocci cristiani. Quindi noi vediamo effettivamente che in realtà il padrinato non ha solo una funzione diciamo di pacificazione, sì, infatti l'abbiamo già fatto, però di pacificazione, ma ha anche, diciamo, effettivamente un ruolo, diciamo, di legame anche commerciale ed economico, e anche secondo me anche, diciamo, proprio di sistema. Per riferirmi al Commonwealth prima, effettivamente io non so, ho provato a guardare per le altre comunità della Dalmazia quanto per esempio i rettori utilizzassero il padrinato spirituale come strumento di governo. Con mia sorpresa devo dire molto poco. La maggior parte dei padrini, o meglio dei battesimi a cui i rettori assistivano come padrini, riguardano membri della casa, cioè servi, il medico, il cancelliere, oppure altri patrizi veneziani, oppure cittadini o patrizi veneziani, con qualche eccezione notevole. Per quanto riguarda per esempio un'altra città che è Sebenico, mi ha molto sorpreso trovare che per esempio il legame con la famiglia Difnico, che è una delle più importanti famiglie della Dalmazia e che peraltro poi avrà un ruolo importantissimo per la fissazione del confine del 1671, e questo Difnico, quello che fissa il confine, effettivamente è figlioccio di un rettore di Sebenico. Figlioccio nel senso che ha un legame spirituale quindi sì, c'è questa cosa, ma si può vedere da molti punti di vista, questo sì. Bene, siamo arrivati alla fine e perfettamente in tempo. Vi ringrazio chi ci ha seguito e ringrazio chi è intervenuto. Ringrazio Marco anche per averci esposto anche un po' quella che è la sua ricerca. E non posso che augurare una buona serata a tutti e arrivederci al prossimo
intervento. Buona serata.